Edoardo De Angelis, regista del film Comandante, il sommergibile che avete creato, quanto lavoro è impegnato e soprattutto è enorme. Sì, è enorme, effettivamente è molto più lungo dei sommergibili, dei sottomarini contemporanei, ecco, perché questo è un sommergibile in quanto si tratta di un battello destinato prevalentemente alla navigazione in emersione, ma soltanto in determinate circostanze era in grado di immergersi. La sua lunghezza è quella che abbiamo reperito nei progetti originali, quindi è lungo 73 metri. Quindi è la riproduzione esatta del Cappellini? Sì, noi abbiamo attinto agli progetti originali grazie anche al supporto di Fincantieri che erano depositati ad Otomelara e gli ingegneri di Fincantieri che ci hanno supportato nello sviluppo del progetto. Chiaramente non tutti gli elementi, soprattutto riguardo agli interni, erano presenti nei progetti, quindi abbiamo dovuto utilizzare fotografie dell'epoca, fotografie rigorosamente in bianco e nero, quindi abbiamo dovuto fare uno studio più approfondito per risalire a quali fossero i colori originali degli arredi interni. Pierpaolo Verga, produttore del film Comandante, questo Cappellini ricostruito, quanta manovalanza ci è voluta e quanto lavoro? Beh, è stato un bel lavoro lungo, di quasi un parto, diciamo 9 mesi di costruzione, un lungo lavoro di ricerca prima, a partire dai progetti originali che ci ha fornito la Marina Militare, poi Carmine Guarino, il nostro scenografo, ha fatto un bellissimo lavoro di ricostruzione fedele ma anche e soprattutto funzionale alle nostre riprese, perché questo sommergibile deve galleggiare ed essere in grado di navigare in mare. Questo rapporto, questa collaborazione con la Marina, come sta andando? Benissimo, è un rapporto che è iniziato quasi 4 anni fa, quando abbiamo iniziato le lavorazioni di questo film. Hanno letto il soggetto, hanno creduto in questo progetto, è la storia di un eroe italiano ma un eroe della Marina, quindi c'era un desiderio comune da parte nostra e da parte loro di voler raccontare questa storia. La frase celebre di Todaro è "Siamo italiani", è un film su questo? Assolutamente, è un film che vuole ricordarci che cosa vuol dire essere italiani, che cosa ha il nostro DNA, che storia abbiamo e che tipo di rispetto gli italiani sanno avere nei confronti dell'essere umano. Taranto come vi ha accolto? Eccellentemente, è una città molto calorosa come tante città del sud. Questa città ha tanti conflitti, anche tante contraddizioni, e da questo normalmente escono sempre anche delle cose straordinarie.